Dobbiamo convivere con il virus. Gli incoscienti sono pregati di aderire al progetto. Volessimo tradurre in slogan lo status attuale di Veneto e Italia, potremmo sintetizzarlo con questa affermazione, su cui concordano il vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri e le due personalità eccellenti della ricerca padovana e nazionale, Antonella Viola e Andrea Crisanti. Non per fare del terrorismo, ma il presidente Zaia ha citato questo dato: da 0,43 siamo passati a 1,63. Guardi, come ho detto, è chiaro che se uno poi prende questo dato su scala così microscopica, il dato non ha nessun significato, è chiaro, ci sono più casi. Allora, la sfida si misura sulla capacità di identificarli i casi, perché sull'R0 non abbiamo nessun controllo noi. L'unica cosa che possiamo fare è, come ha detto il Ministro, aderire alle misure di distanziamento, contribuire in questo modo, e invece dalla parte delle istituzioni ci vuole capacità di reazione e tempestiva. Sono due cose che vanno di pari passo. Noi non abbiamo nessun controllo sull'R0 o l'RT che aumenta, perché magari ci sono 2 o 3 casi che iniziano un focolaio. Allora, casomai c'è da dire, e lo ripeto, non è che il virus è sparito, il virus sta ancora tra di noi. Siamo avvantaggiati dal fatto che abbiamo imparato come in qualche modo ridurre la trasmissione, e siamo anche avvantaggiati dalle condizioni climatiche che in questo momento non favoriscono la diffusione. Dobbiamo sfruttare questa opportunità. Io ho sempre detto, un caso è un caso di troppo, dobbiamo sfruttare questa opportunità per azzerare completamente il virus, e aggiungo poi implementare delle misure che poi impediscano il rientro o identifichino prontamente casi di nuovi casi di focolaio. Quindi io non penso che in questo momento stiamo facendo male. Sta accadendo quello che avevamo previsto che sarebbe accaduto, ecco. Noi siamo qui per spegnerli i focolai, significa fare tanti tamponi, identificare i positivi, non i casi, e anzi forse questo andrebbe da oggi in poi anche cambiato come termine, perché un caso è un qualcuno che presenta una malattia, un positivo scoperto durante uno screening che sta bene è solo un positivo, quindi trovare tanti positivi significa aver trovato una catena di contagio. Quello a cui dobbiamo abituarci, e per questo non dobbiamo abbassare la guardia, è mascherina, distanza, lavaggio delle mani, precauzioni. Io aggiungerei anche una quarta cosa: se hai dei sintomi, chiama il tuo medico di base subito, chiuditi e chiama il tuo medico di base. Significa convivere con un virus che è fra noi, circola molto meno, e questo è evidente, e abituarci ai focolai e a queste variazioni che giornalmente purtroppo vengono comunicate, e dico purtroppo perché la maniera con cui vengono comunicate fa sembrare che vi sia chissà quale aumento. Il monitoraggio che stiamo facendo dirà nel tempo se queste progressive battaglie le stiamo vincendo tutte, come fino ad ora sembra stia accadendo da qualche settimana a questa parte. Sileri raccomanda consapevolezza, e la virologa Antonella Viola, che lo ha accolto nella torre della ricerca alla Fondazione Città della Speranza, concorda, raccomandando attenzione, non paura.